Giornata di Open Day, giornata in cui si illustrano i vostri programmi professionali per chi vuole scegliere il nuovo corso di studi. Sì, diciamo che oggi il Leonardo apre le porte al territorio e le apre nella consapevolezza di essere un istituto leader nella formazione delle nuove generazioni, in particolare della classe dirigente del nostro Paese, ma anche nella stessa consapevolezza di essere avviato verso una strada di innovazione e per le opportunità che il sistema scolastico ha dato quest'anno di avviamento di un'ulteriore curvatura biomedica sperimentale in tutta Italia e anche per lo stesso orientamento delle attività didattiche tradizionali verso schemi innovativi che di fatto vanno a chiudere e coronare, diciamo, un percorso formativo che al sapere scientifico e quindi alla promozione del sapere critico affianca anche l'innovazione e la tecnologia. Numerosi sono i laboratori oggi aperti, le aule parlano da sé, ciò che c'è dentro le aule rappresenta la vita reale del nostro liceo, quindi aprire l'istituto al territorio vuol dire raccontare quello che è la vita del Leonardo, la vita quotidiana del Leonardo attraverso le esperienze condotte dai docenti ma soprattutto dai nostri splendidi allievi. C'è un nuovo indirizzo quest'anno? Sì, appunto, dicevo della curvatura biomedica a partire dal primo anno con attività di potenziamento, ma siamo anche proiettati verso il Cambridge Assessment che ci consentirà di proporre ai nostri allievi una certificazione accademica sullo studio di determinate materie che ovviamente avranno precipuamente carattere scientifico, ma che abbracceranno anche le discipline filosofiche e in parte anche letterarie. Non solo oggi ma anche un altro appuntamento per chi vuole venire a conoscere meglio la scuola. Sì, il prossimo appuntamento sarà dedicato a quelle famiglie, quegli alunni che vorranno venire venerdì prossimo, 24 gennaio, alla stessa ora tra le 15:30 e le 19, però è chiaro che il nostro istituto è sempre aperto, noi siamo sempre disponibili ad accogliere anche i singoli allievi che vorranno visitare, proprio toccare da vicino quella che è la vita delle aule al mattino con le tecnologie e comunque toccare da vicino la passione dei nostri insegnanti. La sua esperienza qui a Leonardo com'è stata? Molto positiva, sono al quinto anno e mi sto preparando per i test. Il liceo Leonardo mi ha dato una preparazione molto valida, infatti sto anche frequentando un corso per attendere i test che mi è molto d'aiuto data la preparazione che mi è stata data in questi 5 anni. Quindi lo consiglieresti ai tuoi colleghi? Sì, lo consiglierei. Per chi comunque pretende o vorrebbe avere una carriera abbastanza fiorente in un futuro, il liceo Leonardo sicuramente potrà provvedere la preparazione necessaria per affrontare quello che si potrà affrontare un domani. Secondo me è una delle migliori scuole qui di Agrigento, in quanto mi ha concesso di avere una preparazione tale da poter affrontare un test universitario per appunto accedere all'università senza alcuna preparazione esterna, proprio anche perché avendo studiando, diciamo, qualcosa ho la possibilità di metterlo appunto in pratica grazie ai laboratori, quindi grazie a ciò che mi offre la mia scuola, quindi posso sostenere proprio che secondo me è una delle ottime. Io frequento il liceo scientifico, tra l'altro sono in quinto anno, quindi sono abbastanza contento e fiero di ciò che ho fatto in questi anni.